Allora, è sempre un po' una provocazione proprio però per capire, perché il 9% è significativo, ma visto che c'è stato l'Expo in Italia, visto che stiamo parlando, c'è stato il Casus Veneti che ha dato riconoscimenti importanti, poi ci sarà la prossima la settimana di ottobre, abbiamo il Veneto all'Expo, quindi ci sarete anche voi e tutto. Perché non ritornare un po' alla tradizione, visto che è così importante il piccolo imprenditore, l'artigiano, chi produce in un certo modo, valorizzarlo come fanno i nostri vicini d'Oltralpe, che sono furbissimi, sono bravi, i francesi eccellono nel mondo ormai, ci stanno veramente soppiantando e hanno riscoperto, io lo dicevo fuori onda, i classici boutique del formaggio, chiamiamole così, e vanno a ruba, sono piene di gente, fai la coda per andare a prendere queste prelibatezze che vabbè te le fanno pagare, però sanno anche venderle, tra virgolette. Perché noi non torniamo a questo? E invece si stanno depauperando i nostri centri, sì, in provincia di Treviso so che ce n'è uno che è abbastanza conosciuto, cioè, sono a Padova, non so neanche dove andare se non sotto il Salone. È un problema questo qui che non è nato ieri, ma ormai è da anni che io spero che non vada peggiorando, ma che ci sia una ripresa sotto questo aspetto. Io ho visto qualche negozio che magari hanno speranza e un po' stentano a partire, però qualcosa si muove. Da chi dipende questo? Dipende dal consumatore, perché oggi è facile andare al supermercato, entrare col carrello, uscire pieno e si fa la spesa di tutto, e questo è semplice. A volte può sembrare che costi anche meno, anche se magari... Sì, è semplice, però non c'è cioè, manca anche il buttarsi, il io ho visto un noto caseificio, sempre nel Trevigiano, che è vicino, che ha questo negozio dove vende tutti quanti solo formaggi, basta, non c'è nient'altro, e c'era pieno di gente, veramente pieno, forse perché era l'unico nella zona, ma persone che si facevano i chilometri per andare là, e infatti la riflettevo, ma è possibile che non si riprenda questo? Le persone, una volta che lo sanno, la loro spesa del formaggio la vanno a fare lì, purché sia solo formaggio, non incominci con i cracker, i biscotti di Mulino Bianco, perché allora sì, il succo di frutta diventa una cosa svilente. Probabilmente, no, io conosco dei caseifici che hanno investito anche nella vendita diretta tramite, spargendo nel territorio dei punti vendita. Ecco, cioè può essere un modo per valorizzare la vostra attività? Sicuramente, perché spesse volte io quando, anche al Casus Veneti, ma non solo, quando esco a qualche fiera mi chiedono dov'è che trovo il tuo prodotto, e qui ci rimango male, perché non so dove effettivamente possono trovare il mio, a parte che noi lavoriamo solo con grossisti e non abbiamo un punto vendita, per cui per me c'è questo di imbarazzo. È vero, però è peccato, perché... Sì, però un'azienda capisci che spesse volte si concentra in una cosa e non nell'altra, perché poi rischia anche un po' di disperdere quello che è il suo modo di fare. Ecco, un po' alla volta si può fare anche questo. Vedo anche altri colleghi che dicono adesso mi sto organizzando nell'azienda, però poi comincerò anche a uscire con qualche negozio per dare la possibilità ai clienti di trovarle fuori della nostra zona. Ecco. L'altro ieri, però, se posso aggiungere questo, ho avuto un gruppo di americani, 6 americani che sono venuti in caseificio. Io spesso accolgo dei gruppi di stranieri anche dall'Australia 3 settimane fa, e poi li accomodo giustamente nella sala degustazione, gli faccio assaggiare i vari prodotti. Questi rimangono entusiasti e dicono ma questi prodotti dove si trovano da noi? Questo è il problema. Noi probabilmente non ci sappiamo organizzare o non abbiamo anche una struttura pubblica che ci aiuti a fare questo. Perché ma quando chiamiamo struttura pubblica cominciamo a metterci con le nostre mani nei guai, perché dopo sappiamo cosa vuol dire. Perché una piccola azienda non è in grado di sopportare degli investimenti per poter andare all'estero, per cui solo le grosse aziende sono in grado di fare. Io però so che ci sono un paio di aziende nel Veneto di una buona dimensione, però comunque non vanno all'estero, e allora mi chiedo, ma è l'azienda che non ha una strategia per poter esportare i prodotti, o magari non c'è una struttura pubblica che può dare un aiuto per poter fare questo. Come le Camere di Commercio, per esempio. Ecco, come la Camera di Commercio, ma anche la Regione, so che da qualche anno se ne parlava, però insomma è andata a finire lì, non so.
però non diamo colpa alle strutture pubbliche, perché è sbagliato dire questo, però so che all'estero molto spesso le aziende sono aiutate anche dalle strutture pubbliche a sopportare nei gli nuovi investimenti. mercati, assolutamente. Infatti è venuto da me una volta, non tanto tempo fa, uno che vende trattori, macchine per l'agricoltura all'estero, e si è reso conto, girando nelle grandi strutture di vendita, che vedeva prodotti francesi, olandesi, tedeschi, però di italiano ne ha sempre trovato pochissimo. Possibile, ha detto, che io so che il prodotto italiano è superiore a tutti gli altri e non riusciamo a portarli all'estero? Questo è un problema. Forse dipende da noi, forse non lo so, non riusciamo a fare rete, a fare sinergie, però so che i nostri prodotti all'estero sono i più apprezzati, però non riescono a trovarli. Questo è un altro problema. Infatti no, ma lei non fa altro che confermare quanto riscontravo anch'io, ma anche andando in paesi lontani, oppure troviamo qualcosa di italiano, però cose che noi in Italia non cioè veramente consideriamo prodotti di sotto qualità, non assolutamente eccellenti, ed è quasi vergognoso trovarli negli scaffali di alcune boutique del gusto, chiamiamole così, in paesi stranieri, quando in realtà per noi sono cose che compriamo sì e no nel discount, insomma, come prodotto italiano, ma anche proprio perché, vabbè, non voglio fare nomi perché sono note marche peraltro, però di basso livello, però sono grandi gruppi, quello sì che hanno penetrazione. Noi abbiamo cominciato da un anno a mandare in Svizzera, poi in India, stiamo trattando con l'America, perché della gente che lavora con l'America ha visto i prodotti per cui gli interessa e stanno proponendo, ma non sono l'unica azienda che comincia a esportare, ce ne sono altre aziende. Visto che il mercato italiano ormai non offre più di tanto, è chiaro che le aziende, se vogliono svilupparsi e continuare a produrre, devono guardare all'estero. Ecco, ma il mercato italiano non offre più di tanto perché, vabbè, c'è stato il momento della crisi, adesso continuiamo a ripetere, questa benedetta crisi, voglia o non voglia, insomma, è finita, 10 anni di crisi. Siamo in questa situazione nuova di mercato, chiamiamola così, in cui molte aziende sono morte, alcune stanno morendo, si sta completando questa depauperazione, poco è stato fatto anche a livello, diciamo così, istituzionale per sanarci, ma questa è la nuova situazione di mercato. In quel che resta del giorno, tra virgolette, bisogna pur che ritorniamo ad essere competitivi internamente, perché bene o male io dico, anche del cibo uno si deve nutrire. Soltanto che hai perso l'appetibilità, hai perso la competitività, io vedo ad esempio, a proposito di comunicazione, molti hanno tirato i remi in banca, adesso sono cattive acque, non comunico più, e sono spariti. Altri invece, facciamo l'esempio delle case automobilistiche, visto che sono di grande attualità, hanno continuato, anche se il mercato delle auto sprofondava su se stesso, a fare una pubblicità pazzesca. Non appena c'è stato un minimo di ripresa, il consumatore, bersagliato dalla comunicazione, ha comprato la macchina. Da noi invece è avvenuto tutto il contrario. Esatto. E quindi di conseguenza chi ha continuato ha detto sì, perché hanno potuto farlo perché sono multinazionali. Ho capito. Però intanto l'hanno fatto e sono risultati vincenti sul nostro locale, ed è terrificante questo, perché che noi ci dobbiamo volgere all'estero, dove ci porranno i bastoni tra le ruote, lo stanno facendo, è dura. No, diciamo che all'estero siamo penalizzati molto anche dalle sofisticazioni, per cui stiamo parlando di formaggi, è proprio il campo. Una trasmissione ha fatto vedere non tanto tempo fa in Canada, dove c'è l'Asiago, che chiamano Asiago Montasio, cheese, cheese, Parmesan cheese, e tutti i nomi italiani, quando il prodotto di italiano non ha niente. Infatti, con grassi che lasciamo stare. Diciamo anche che secondo me l'Italia dovrebbe tutelare anche sotto questo aspetto i prodotti italiani, per cui c'è una mancanza da parte del governo italiano di mettere attenzione a questo problema, che non è un problema da poco, perché poi quando questa gente assaggia un Asiago cheese in Canada, sente la differenza, e che di Asiago cheese non ha niente a che fare e non ha né sapore né niente, è convinto che l'Asiago cheese italiano sia così, ma non è così. Ma nel momento in cui trovano la differenza e capiscono che il prodotto italiano è superiore di gran lunga, allora dicono sì, ma però intanto chi ne soffre? Le aziende che producono l'Asiago, come gli altri tipi di formaggio. Questo è anche un problema di tanti. Perché poi all'estero chiaramente io so che provengono dall'estero delle mozzarelle
soprattutto per pizza, dove non c'è latte, caglio e sale, ma ci sono altri ingredienti. Assolutamente. Una battuta perché siamo in chiusura. Oli vegetali e altre cose. Andrete all'Expo di Milano? Sì. Siamo all'Expo di Milano. È importante? Certo, ci andremo. Sarà strategico o comunque? Beh, io credo di sì, poi vediamo come riusciamo a sfondare con i visitatori, ma credo che noi italiani al momento giusto sappiamo tirar fuori anche il sorriso e il modo giusto per convincere i futuri acquirenti, io credo di sì. Assolutamente, allora guardi, io le rinnovo l'appuntamento magari tra non molti in modo da tirare un po' una somma, vedere com'è andata anche questa, poi apertura ai nuovi mercati, le novità che ci saranno, perché abbiamo anche dei termini per quel che riguarda il discorso del latte in polvere, come si sistemerà. La ringraziamo di essere stato qui con noi, ringraziamo i telespettatori di averci seguito, abbiamo fatto un po' di chiarezza, speriamo di avervi dato informazioni sufficienti, esaurienti per quel che riguarda la conoscenza del formaggio e il discorso del latte in polvere, che per il momento stop non deve entrare. Chiaro. Chi ha detto questo? E detto questo io vi ringrazio e ci rivediamo domani, grazie.